Amici del futsal, ben ritrovati da Pietro Mazzara, Daniele Bellini, Dani Cosenza contro Vitulano Drugstore Manfredonia, squadre a caccia di punti per tirarsi fuori dalle zone pericolose della classifica e per accorciare verso la parte alta, visti anche i risultati delle partite che si sono giocate tra ieri sera e oggi pomeriggio. Fischia Zanfino, è iniziata a Pirostigeno Cosenza, Vitulano Drugstore Manfredonia, pozione del Vitulano Drugstore Manfredonia, prova la giocata a rimorchio, Cabarcas per Canal, Cabeza spara col mancino, Dovara ci mette le mani. che frequentiamo i campi della Serie A. Intanto il sinistro da parte di Jefferson, voleva la deviazione del Ferraro, riallarga su Titon che scarica il destro, ancora Dovara in due tempi. Pomezia, ma l'Italia sotto questo aspetto è messa bene, così come si prova a attivare su Titon che calcia ancora Dovara, che gli esulta in faccia e gli cancella la prima grande palla gol della partita. Tra l'altro Titon aveva superato Canal, qui Cabarcas, palo! E poi il pallone fuori con la porta che si sposta. Titon prova ad andare centrale da Cabeza, palla sotto la suola, elastico, calcia Cabeza. Canal per Gelvé, il pallone sul sinistro, ha provato ad andare col tacco e ha ricevuto ancora da Canal, ha riallargato il gioco. Bavaresco in scivolata il destro, non c'è arrivato Bavaresco a interrompere la corsa di Lucio che fa 1-0, l'ha sbloccata il Vitulano Drugstore Manfredonia con il gol dello spagnolo. Di questo gesto tecnico. Qui intanto Gugas guscia via, break ancora il sinistro con il palo e poi Dovara. Lo abbiamo visto, faccio un esempio ieri di Lavrendi alla Sandra Abate, cioè... Qui intanto il pallone che resta lì, incredibile Cabeza poi col tacco. Ancora Ciao. Dovara a dire di no a Cabeza, deve avere un conto aperto col numero 88. Siamo già dall'altra parte però con Murgo che prova con l'esterno, ancora il raddoppio, ha segnato proprio lui, l'immortale Mauro Canal. 2-0 Vitulano Drugstore Manfredonia. La Pirostigeno con Marchio, pallone sulla destra, il calcio ancora verso la porta di Dovara che mette la mano per Titon. Si muove il sinistro, Dovara, anche in questo caso non bello ma efficace. Break però ancora della Pirostigeno, Cabeza! Ha fatto detonare il destro e l'ha fatto molto bello. 2-1 Pirostigeno Cosenza. Cabeza di gennaio, pardon, sono cambiate le situazioni. Come è cambiato adesso il parziale? Ha segnato proprio lui, ha segnato Titon. 2-2 destro sinistro della Pirostigeno Cosenza e che torna al centro del ring ed esulta giustamente il 91. 2-2. Ancora Filippino, 1 contro 1, cerca dello spazio per il sinistro. Titon, preso in consegna da Canal. Calcia ancora Titon. Eccolo qui, secondo che esce. E gol! Funziona lo schema chiamato dalla Pirostigeno Cosenza che ribalta il risultato. È uscita non bene, benissimo dal blocco del time out. Esulta giustamente Leotuoto. 3-2. 1 contro 1, pallone sul lato del Ferraro, ha letto bene il tentativo di scavata da Cabeza regolare. Occhio che il Manfredonia esce benissimo da questa situazione, prova Murgo con il mancino, puntata del Ferraro che ha preso il canovaccio portante della gara. Titon in 1 contro 1, Titon, ancora la conclusione da fuori di Filippino che non trova la porta, lancio lungo per il pivot. Non ha trovato però la misura del passaggio verso Titon, allora Ronaldo Cabarcas, la conclusione mancina del Ferraro. Prova a spezzare il blocco Jefferson Pessoa, si va da Ronaldo Cabarcas, lato corto dell'arco dell'area di rigore. Ancora pallone inchiodato sotto la suola per il numero 3 che prova a sterzare, pallone dentro l'area di rigore, invitano a liberare la zona Filippino, suona la sirena, fischia 2 volte Zanfino. Che bel primo tempo, Dani, lo chiude davanti seppur di corto muso la Pirostigeno Cosenza per 3-2. Fischia Zanfino, è iniziato il secondo tempo. Manfredonia non mette l'uomo sul terzo, su diciamo... Qui intanto Indovina chi? Dovara su Titon, mi sembra anche palo. Blocco per il destro di Ronaldo Cabarcas, violentissima la conclusione. Siamo ancora però con la Pirostigeno in possesso, proprio l'88 che calcia! Torna da Bavaresco,
Marchio, tacco bello per Bavaresco, l'hanno fatto bellissimo. 4-2 della Pirossigino Cosenza che mette la freccia, mette il mirino anche Gustavo Bavaresco. 4-2, perché adesso il Pirossigino corre ancora con Filippigno. Dovara Ci sta. occhio però ancora con questa occasione. Non una settimana fortunata, No, la scorsa. qui intanto crocchetta di Lucio che va in angolo, bella, bellissima l'azione del Vitulano Dragstore a Manfredonia che fa 4-3, un'azione meravigliosa, e ha segnato il gioiello di Casamurgo. 4-3. Tentano Bavaresco, Musumeci. Qui sbaglia Murgo a impostare la transizione, allora Cabeza, Jefferson per Bavaresco che si divora il gol del 5-3. Attenzione perché erano tutti e tre non sulle gambe, un po' troppo alti. Cabarcas qui si gira e dai, questa volta gli riesce. 4-4, di nuovo tutto in parità, una partita sulle montagne russe, e il gettone questa volta l'ha messo Ronaldo Cabarcas. Cerca adesso la Pirossigino di andare con il destro da parte di Bavaresco, la risposta di Dovara, ancora pallone lì per Marchio, andato giù, ha rimontato fino al 3-3 finale, un punto nelle ultime 3 gare per una di quelle che venivano e vengono tuttora considerate candidate al titolo. Intanto arriva il cartellino giallo per Jefferson Pessoa e la sua sapienza del futsal. Palla ancora dentro. Come? Che cosa ha preso Dovara? Che parata. Hanno difeso. Titon riallarga per Gustavo Bavaresco che fa il cambio lato. Titon, anzi Guga con il destro, pallone alto sopra la traversa. 4-4 tra Pirossigino Cosenza e Vitulano Dragstore Manfredonia. Cabarcas resiste al body check di Jefferson Pessoa che poi lo aggancia. Attenzione, attenzione, Giammonito. perché questo è un fallo pesante, pesantissimo, perché Jefferson Pessoa è già ammonito ed è anche il quinto fallo. A colloquio Marchio e Zanfino, qui rivediamo tutto. Dani, Ronaldo se ne va, l'aggancio di Jefferson Pessoa è abbastanza evidente, pallone verso la porta di Del Ferraro, alto sopra la traversa, qui scelta del Murgo con i mancini. Canal, eccolo qui proprio Murgo, pasticcia col pallone, trova Canal che appoggia a Cabarcas. Il gol del 5-4, scusate, il gol del 5-4 ha segnato Dioan Barbieri, l'ha riportata dalla sua il Vitulano Dragstore a Manfredonia. 5-4, 1-0-8, Dioan Barbieri la porta avanti lui. Si riparte, pallone picchiato entro l'area di rigore, viene allontanato, suona la sirena, fischia 3 volte Zanfino, colpaccio esterno del Vitulano Dragstore Manfredonia che dunque sbanca il Palacosenzia per 5-4, si prende la seconda vittoria consecutiva dopo quella della Sandro Abate, sale a quota 8 in classifica e lascia ad un punticino solo la Pirossigino che fa compagnia al Benevento e fa impressione leggerlo all'Italservice Pesa.